Durante la prima emergenza fu diadattato a tempo di record, ma non ci fu bisogno di utilizzarlo. Ora invece l'ex ospedale di Valdobbiadene è pronto a riaprire per pazienti Covid in via di guarigione. Obiettivo: alleggerire la pressione sugli altri nosocomi. Continui assembramenti e clienti serviti dopo le 18. Bar di San Liberale chiuso per un mese. Il blitz dei vigili. Il locale era già stato sanzionato a marzo. In arrivo la nuova ordinanza anti-assembramenti, l'annuncio di Zaia sarà omogenea con le regioni gialle confinanti, Friuli, Venezia Giulia ed Emilia Romagna, ed entrerà in vigore venerdì. Mattarella telefona al governatore. Nel frattempo sottoscritto il nuovo protocollo per l'assistenza a casa dei malati Covid meno gravi, saturimetri e bombole d'ossigeno portati a domicilio. Primario in pensione torna operativo per guidare il nuovo punto tamponi all'ospedale di Vittorio Veneto. Oggi il primo giorno di attività, c'è bisogno di tutti, dice il dottor Rizzotto. La testimonianza di una fotografa trevigiana, giovane madre positiva al Covid e sintomatica. Questo virus, racconta, è così subdolo. Nominato il commissario che guiderà Conegliano fino al voto è il viceprefetto vicario Antonello Rocco Bertona. Ring Mario Conte lancia la ricandidatura di Chies. Malumori nella Lega. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In primo piano l'andamento dell'epidemia da coronavirus nel nostro territorio. Vediamo con l'aiuto della grafica quelli che sono i dati pubblicati proprio poco fa dall'azienda Zero. Allora sono 1782 i contagi questa mattina in Veneto, cui si aggiungono altri 1078 nelle ultime 12 ore, facendo salire a 2860 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. Pesantissimo il numero dei decessi, sono 49, 12 dei quali nella Marca trevigiana. Per quanto riguarda i ricoveri in area non critica sono questa sera 1749, 102 in più rispetto a ieri sera. Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, sono 211. Dati pesanti, tanto che oggi l'Istituto Superiore di Sanità ha inserito il Veneto nel gruppo di 4 regioni con Emilia Romagna, Campania, Friuli, Venezia Giulia, per le quali sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio sarebbe opportuno anticipare provvedimenti più restrittivi. Ed intanto nella Marca parte la riorganizzazione delle prestazioni ospedaliere per far fronte all'aumento di pazienti Covid, ed è di oggi la conferma della prossima riapertura dell'ospedale Guicciardini di Valdobbiadene. Nella giornata in cui scatta la riorganizzazione degli ospedali, con la sospensione dell'attività ordinaria e il mantenimento delle urgenze, sia il presidente della regione Zaia che l'assessore alla sanità Lanzarin confermano l'imminente riapertura dell'ex ospedale di Valdobbiadene, che permetterebbe di allentare la pressione sulle altre strutture. Ci sono 60 posti letto già pronti e quindi attrezzati, con letti, con ossigeno, c'è riscaldamento, quindi adesso stiamo reclutando, in accordo anche con qualche cooperativa, stiamo reclutando il personale, per cui noi vorremmo renderlo attivo nel giro di una settimana, 10 giorni, se fosse possibile. Nell'edificio, riadattato in tempo record in primavera dagli alpini, troveranno posto diverse tipologie di pazienti. Persone che oggi sono positive, pochi sintomatiche, quindi che non hanno più i sintomi importanti. Persone che sono positive e che non riescono, asintomatiche, e che non riescono a trovare ancora lo spazio a casa, oppure persone che vivono da sole, che quindi la rete familiare non c'è e quindi hanno bisogno di essere, come dire, svezzati, rimessi nel ciclo della vita. Già oggi avremo 25 persone da allocare che hanno queste caratteristiche. Quanto alle novità di queste ore negli ospedali, il direttore generale dell'ULSS 2 ribadisce che nessuna prestazione urgente verrà negata. Significa ridurre certe prestazioni, ma negli ospedali andremo a garantire, perché è importante, tutte le visite oncologiche, tutte le visite del materno infantile, tutte le visite urgenti e tutte le visite B. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, allora noi andremo a fare tutte le urgenze, più andremo a fare tutti i pazienti oncologici gravi che hanno bisogno di essere operati, più ovviamente i parti, i cesarei, cioè tutto il materno infantile, compresi anche gli interventi di bambini piccoli, e soprattutto rispetto a prima vengono ancora garantite le visite specialistiche nelle sedi distrettuali. Davanti agli ospedali infine tornano le tende provvisorie per il triage. Finché non arrivano i container che dopo verranno posti fuori dei pronti soccorsi per il triage
e le radiografie e l'attack, come a Treviso. Metteremo una tenda all'ingresso di Treviso, quindi l'ospedale Cafoncello, una all'ingresso dell'ospedale di Vittorio Veneto, una all'ingresso dell'ospedale di Conegliano. Per quanto riguarda Montebelluna c'è già la tenda. Ed intanto è in arrivo una nuova ordinanza anti-assembramenti. L'annuncio oggi del governatore Zaia: entrerà in vigore venerdì, e sul fronte delle cure ai pazienti Covid ci sono novità per i malati meno gravi curati a domicilio. Saturimetri e bombole d'ossigeno verranno portati a casa. Basta assembramenti nei centri delle città al mare. In collina, dopo quanto accaduto lo scorso fine settimana, il presidente del Veneto è al lavoro per una nuova ordinanza che imponga ulteriori restrizioni. La firma è imminente. Verosimilmente io spero, sottolineo spero, di riuscire a portarvela domani. Se non sarà domani è giovedì, ma non oltre giovedì. E entra in vigore da venerdì. Un'ordinanza che Zaia vuole concordare con i sindaci del Veneto, ma anche con le regioni confinanti in fascia gialla. Per redigere delle ordinanze che siano sostanzialmente in linea tra di loro rispetto a una serie di misure restrittive che non sono coercitive, sono semplicemente misure che vogliono fare in modo che questo lavoro fatto, che ancora oggi in questo momento ci permette di essere in zona gialla, sia un lavoro che possa essere d'aiuto ai nostri operatori della sanità. Coordinamento tra le regioni in fascia gialla, anche se Zaia non esclude la possibilità che a fronte di un peggioramento della situazione tutte le regioni possano finire a breve in fascia rossa. Non ho sentore di questo, ma non lo trovo neanche improbabile, perché è ovvio che se galoppiamo con questi numeri e si manda in crisi il sistema deve trovare qualcuno che reagisce. L'altra novità di oggi riguarda le cure domiciliari, con un protocollo innovativo per l'assistenza a casa dei malati Covid meno gravi. Ci abbiamo messo una novità, c'è la consegna dei saturimetri e l'ossigenoterapia a domicilio. Il paziente potrà quindi da casa monitorare l'ossigenazione del sangue comunicandola ai medici. Ti lasciamo il saturimetro, c'è un protocollo, dirai al tuo medico, col portale di biosorveglianza ovviamente ce lo scrivi, il livello di saturazione del tuo sangue, e quindi riusciamo a seguirti, accompagnarti, e tu non hai anche quella pressione psicologica. Questa è una grande novità. L'azienda Zero ne sta comprando penso ormai 100.000 di questi saturimetri, perché ci siamo messi di buona lena, ne stiamo già consegnando tramite i medici di base, dove le ULSS ne hanno in casa li consegniamo, e questi saranno degli elementi che ci permetteranno anche di fare una sorta di telemedicina. Una situazione, quella veneta, sulla quale oggi anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha chiesto informazioni. Mi ha chiamato il Capo dello Stato questa mattina per chiedere informazioni su come sta andando, se ci sono problematiche. Ho spiegato che la vera preoccupazione sono, diciamo, i comportamenti di pochi che rischiano di inficiare il lavoro di molti. E lo slogan potrebbe essere, lo dico a voi, uno spritz in meno per evitare il lockdown. Dunque si sta lavorando ad un'ordinanza che introduca nuove misure restrittive, tra le varie ipotesi anche quella di vietare gli spostamenti al di fuori del proprio comune. Questo è il tema del nostro sondaggio di questa sera. Stop ai movimenti tra comuni, è giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se invece per voi la risposta è no, uno squillo al numero che vedete sulla barra di colore rosso. Come sempre il risultato del sondaggio questa sera nel corso di Ring, in onda a partire come sempre dalle 21:15. Ed abbiamo ora in collegamento Skype il sindaco di Treviso, Mario Conte, che oggi pomeriggio ha incontrato l'assessore Lanzarin alla sanità del Veneto per appunto assieme naturalmente agli altri sindaci dei comuni capoluogo della nostra regione, per fare il punto proprio su questo. Potrebbe essere anche questa, dunque, sindaco, una delle misure sul piatto stop ai movimenti tra comuni, almeno nei fine settimana? Buonasera intanto. Sì, è giusto specificare che oggi ci siamo concentrati sui fine settimana
nel senso che siamo stati tutti reduci da un weekend di grandi difficoltà. Parlo per i sindaci delle 7 città capoluogo, ma in realtà come presidente ANCI parlo a nome anche dei sindaci delle località turistiche di montagna piuttosto che di mare o dei laghi, dove c'è stato l'assalto da parte dei visitatori che appunto, approfittando del bel tempo, si sono recate nelle piazze, in tutte queste località, mettendo un po' a repentaglio in realtà i sacrifici che sono stati fatti in questi mesi per tutelare e evitare la diffusione del virus. Quindi oggi c'è stato questo confronto con l'assessore Lanzarin e anche con il presidente Zaia, e la cosa che ci fa particolarmente piacere, ringraziamo il presidente, che si è partiti per poi elaborare questa ordinanza che uscirà nei prossimi giorni, dei contenuti i quali non so dirvi molto, ma si è partiti proprio da delle criticità riscontrate dai sindaci, e quindi è stato un bel momento di confronto dove ognuno di noi ha espresso le perplessità, le difficoltà e anche le proprie idee. Un flash proprio, Sindaco, ma per quanto riguarda lei nello specifico, per quanto riguarda Treviso, qual è la sua richiesta, insomma, che venga inserito in questa ordinanza? Che cosa, per cercare di limitare quegli assembramenti che abbiamo visto nel fine settimana? L'attenzione era stata rivolta alla tutela sanitaria e alla tutela anche delle attività commerciali, quelle di vicinato, e quindi noi crediamo che limitare lo spostamento tra i comuni nei weekend possa essere una soluzione per evitare di trovarci le città strapiene di gente che arriva da fuori provincia piuttosto che da altre province. Questo era un problema che è stato riscontrato praticamente da tutti e che abbiamo proposto. Adesso attendiamo di capire le regioni in accordo cosa poi presenteranno nelle prossime ore. Grazie mille a Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI del Veneto. Buona serata, sindaco, grazie per essere intervenuto. E proprio su questo tema, sulla questione appunto delle ordinanze ad hoc per evitare il rischio di affollamenti anche in alcune zone specifiche delle città, abbiamo sentito che cosa ne pensano i trevigiani. Dovrebbero fare delle ordinanze ad hoc, però poi ci dovrebbe essere anche un po' di controllo, perché senza controllo non servono a molto. Le persone responsabili già cercano di evitarli. Dovrebbero fare delle ordinanze e far sì che la gente non si ammassi tra di loro e naturalmente portino il virus. Magari si chiude una piazza, ce n'è un'altra più piccola in cui si assemblano le persone, quindi secondo me sarebbe abbastanza inutile. O si fa un lockdown fatto seriamente oppure si segue le direttive ministeriali, insomma. Secondo me regolamentare in maniera un pochino più corretta, perché adesso in realtà sono andata un attimo al mercato, non ci sono le distanze di 1 metro, quindi credo che la cosa più saggia sarebbe quella di regolamentare con più attenzione. Devono essere attenti a queste cose, agli assembramenti, specialmente nei giovani, specialmente alla sera. Se per esempio in certi posti c'è molto, allora a questo punto il sindaco stesso, che lui lo vede, dovrebbe lui chiudere, secondo me, perché lo Stato se no lo fa per tutti e magari ci sono delle regioni che non ne hanno bisogno o che hanno bisogno meno di una chiusura totale, completa. Secondo me io sarei più per i sindaci. Ed intanto l'assessore alla sanità ha confermato che in Consiglio regionale sarà approvato il provvedimento sulla app Zero Covid Veneto. Sentiamo. Venerdì approda in Consiglio regionale il provvedimento sulla app Zero Covid Veneto. L'annuncio del presidente Zaia e dell'assessore Lanzarin durante il punto stampa nella sede della Protezione Civile a Marghera. Con questo passaggio passato in prima commissione, venerdì in Consiglio regionale noi andremo ad essere operativi anche con l'app di biosorveglianza sanitaria, ne abbiamo parlato a lungo, e quindi poi potrà entrare in utilizzo, e siccome rientra anche in quelle che sono le cure domiciliari e quindi i protocolli che stiamo portando avanti, quindi è parallela a questa. Una volta approvato, i cittadini potranno scaricare volontariamente l'app per essere seguiti da remoto. L'app consentirà il biomonitoraggio dei pazienti Covid in isolamento domiciliare.
Lanzarin ha poi annunciato un'altra importante delibera che riguarda le case di riposo. Dà un contributo straordinario a fondo perduto a tutte le case di riposo. Abbiamo stanziato 12 milioni e 8, quindi insomma cifra importante. Che viene suddivisa tra tutte le case di riposo in base al numero dei posti letto accreditati e convenzionati, facendo riferimento, dando appunto anche un valore diverso e maggiore a quelle strutture che hanno avuto dei costi maggiori perché sono state più colpite dalla pandemia. E da oggi a Vittorio Veneto ha aperto il nuovo punto tamponi, operativo grazie alla disponibilità del primario Rizzotto, da un anno in pensione. Voi avete visto che molti medici di base fanno resistenza, i pediatri fanno resistenza, cercano di procrastinare in avanti il momento in cui iniziare. E allora ho detto, visto che ci sono tutti questi problemi, mi offro volontari. Con estrema semplicità Giuseppe Rizzotto, primario emerito del reparto di otorino-laringoiatria di Vittorio Veneto, ha voluto esporre le motivazioni del suo premuroso gesto. In pensione da un anno, Rizzotto continua a lavorare gratuitamente in ospedale a Vittorio Veneto 3 giorni alla settimana, e adesso che la ASL 2 ha deciso di spostare la sala operatoria del reparto a Treviso, il professore ha deciso di continuare ad essere utile in questo momento di estrema emergenza per la sanità del Veneto ed aprire un punto tamponi per gli assistiti accanto al pronto soccorso. Mai come ora, prima dell'arrivo di un vaccino, è importante tracciare le persone positive al Covid. E l'isolamento è l'unica arma che noi sostanzialmente abbiamo. Questo servizio parte da oggi. Siete stati veramente tempestivi. Siamo stati tempestivi in merito al dottor Rizzotto, ma anche a tutto lo staff, perché organizzare in pochissimi giorni un punto tamponi per tutto il distretto è una cosa impegnativa, ma quello che ci rincuora è il fatto che questo è un esempio concreto che l'ospedale e il territorio in un momento così importante di pandemia danno assieme con forza una risposta ai cittadini per quelle che sono le esigenze in questo momento particolare. Qual è il complimento più bello che le hanno fatto? Credo che il complimento più grande me l'ha fatto a Zaia quando mi ha detto che mi ha ringraziato molto per questa roba. Quello è già stata una soddisfazione. E a proposito degli assembramenti, è da registrare oggi la chiusura per 30 giorni di un bar nel quartiere trevigiano di San Liberale, bar che era già stato al centro di numerose segnalazioni da parte dei residenti per assembramenti, schiamazzi e disturbo della quiete. Peraltro il bar era già stato chiuso in precedenza a marzo durante il lockdown e anche tra giugno e luglio. Ebbene, la scorsa settimana gli agenti della Polizia Locale di Treviso hanno riscontrato che dopo le 18 all'interno del locale c'erano degli avventori che stavano consumando, per cui è scattato questo provvedimento disposto dalla Prefettura con chiusura per 30 giorni. Ed ora la testimonianza di una donna, madre giovane, positiva al Covid. Ecco perché questo virus racconta, è così subdolo. Avevo appena fatto tempo stupidamente a dirmi, beh, insomma, è tutto qua. E quando le gambe hanno iniziato a cedere. L'errore più grande che si possa fare di fronte al Covid è sottovalutarlo. Elisa Adamo, fotografa di professione trevigiana, madre di 2 bimbe piccole, sta cercando di comunicarlo in tutti i modi. Ora che è positiva e sintomatica al Covid, in isolamento da casa insieme alla sua famiglia, i suoi appelli sui social network e l'ultimo oggi su Antenna 3. Ci siamo trovati con la mia famiglia e là abbiamo fatto l'altro grosso errore, che è quello di dire tanto ci vogliamo tutti bene, siamo tutta una bella famiglia, e lì abbiamo sicuramente abbassato la guardia togliendo la mascherina. Il lavoro al progetto Scattiamo il cancro, accanto a donne che stanno combattendo una battaglia enorme contro la malattia, le 1000 precauzioni prese proprio per proteggere loro e poi l'attenzione che si abbassa in casa con i propri parenti, quello che sta accadendo oggi in tante famiglie. Con Elisa positivi anche il marito e una delle 2 figlie, e 2 parenti ora sono in ospedale. Il marito inizialmente asintomatico, poi si è aggravato. L'hanno portato in pronto soccorso, ma lì abbiamo capito di aver fatto l'errore, perché là c'è veramente gente che
sta ancora peggio e ha assolutamente bisogno di avere la precedenza. Il suo appello anche sui social: ove possibile restate a casa, affidandovi sempre con fiducia al vostro medico di base. Le mie donne che per prime hanno avuto il coraggio di mostrarsi nella loro fragilità e nella loro forza. E questo per me è importantissimo, e è per questo che ho deciso anche in questa lotta col Covid di metterci la faccia. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Omicidio di Paolo Vai, il PM ha chiesto rinvio a giudizio per Patrizia Armelin ed Angelica Cormaci, le due donne accusate dell'omicidio del 57enne ucciso in via Caldei Romani a Vittorio Veneto nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 2018. Le difese, affidate agli avvocati Marina Manfredi e Stefania Giribaldi, hanno presenziato all'udienza da remoto e faranno le proprie conclusioni giovedì prossimo. Per Romanelli, quello di Vai fu un omicidio volontario premeditato con l'aggravante della minorata difesa della convivenza e di aver agito di notte. Secondo quanto stabilito dalle perizie disposte dal Tribunale, non vi è nulla che diminuisca la loro capacità in relazione all'atto. Secondo l'accusa, dunque, Armelin e Cormaci erano quindi capaci di intendere e volere nel momento in cui hanno ucciso Vai. Sono in corso le indagini sull'esplosione avvenuta davanti al PAM domenica sera. Il punto. Tutte le piste sono al vaglio, non possiamo escludere nulla. Così la questura di Treviso, che sta indagando su quanto avvenuto domenica sera con l'esplosione che ha fatto tremare Piazza della Borsa intorno alle 21:15. Secondo alcune indiscrezioni dei dipendenti del supermercato, sarebbero stati minacciati più volte da un balordo sorpreso in svariate occasioni a rubare al PAM. Ma l'orario in cui è avvenuta l'esplosione, a ridosso del coprifuoco imposto dal governo, potrebbe far immaginare anche una rivendicazione di altra matrice. La polizia locale ha messo a disposizione le immagini di tutte le telecamere di videosorveglianza della zona. Sono già state visionate, ma nulla è trapelato, se non il fatto che possa essersi trattato di una persona sola, un uomo. Rimane la certezza che l'ordigno esploso sia stato di fabbricazione semiprofessionale, una bomba ad alto potenziale, visti i danni causati al vetro antisfondamento e alla navata antistante il supermercato. La crisi politica a Conegliano, ora il prefetto di Treviso ha nominato oggi il viceprefetto vicario Antonello Rocco Berton commissario per il comune di Conegliano dopo le dimissioni di 13 consiglieri. Rocco Berton ha già svolto in passato incarichi commissariali in altri comuni. Intanto in città malumori nella Lega dopo che il sindaco di Treviso Conte ha affermato che Fabio Chies, primo cittadino sfiduciato dalla maggioranza, deve ricandidarsi. Quindi io credo che Fabio debba ricandidarsi, perché ha dimostrato sul campo di meritarsi quella fascia tricolore, di meritarsi il ruolo che aveva conquistato democraticamente, e quindi guardi che è una dichiarazione di peso questa, Chies. Mario Conte lo dice apertamente a Conegliano. L'ormai ex sindaco Fabio Chies, che è anche coordinatore provinciale di Forza Italia, dovrebbe ricandidarsi malgrado l'epilogo del suo mandato. Nella Lega la presa di posizione ha provocato qualche malumore, i rapporti di forza nel centrodestra sono mutati e il Carroccio potrebbe avere l'ambizione di far correre questa volta un proprio uomo. Nel rapporto che c'è fra amministratori locali, fra sindaci, ci sta che comunque ci siano interventi di questo tipo. Sicuramente con Fabio abbiamo sempre avuto un buon rapporto e sul piano amministrativo non abbiamo nulla da recriminargli, per cui al netto di questo poi, come dice anche Mario Conte, c'è un aspetto che è quello prettamente politico, dove le segreterie, la Lega, Forza Italia ci devono incontrare e fare un ragionamento su quello che è il proseguo. Lei vedrebbe comunque un riproporsi di Fabio Chies? Ma non lo escludo, però non ne faccio una questione di candidato sindaco in questo momento, perché logicamente potremmo avere anche noi un candidato spendibile su Conegliano. I conti deve farli, ma al suo interno anche Forza Italia, chiamato in causa proprio da Chies, che lo accusa di aver orchestrato la caduta della maggioranza. L'ex sindaco ed ex assessore Floriano Zambon, esautorato proprio un anno fa, si difende e contrattacca. Che non mi si venga a dire che io ho tramato, che io ho in qualche maniera
accompagnato percorsi che fossero, diciamo, contrari, ostili, perché questo non corrisponde assolutamente a verità, diventa invece una forma di giustificazione. Io dico invece che non c'è bisogno in questo momento di giustificazione, c'è bisogno di un bel esame di coscienza e un po' di autocritica. Protesta questa mattina a Treviso dei lavoratori della nostra famiglia, al centro la lunga vertenza contrattuale che interessa in Veneto 500 dipendenti, 400 dei quali nella Marca. Lavorare di più e guadagnare di meno. Si riaccende la protesta dei lavoratori della nostra famiglia, l'associazione che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva, una lunga vertenza che riguarda il contratto di lavoro. Noi ci troviamo a Treviso in una situazione in cui vediamo più o meno 400 lavoratori coinvolti, di questi 400 almeno l'80% si vedrà cambiato il contratto e si vedrà cambiato il contratto non solo dentro la tenuta del contratto nazionale, ma con un innalzamento delle ore di lavoro, quindi da 36 a 38 ore, e un abbassamento delle retribuzioni. Quello che noi vogliamo dire oggi alla nostra associazione che vuole applicarci questo contratto peggiorativo è che noi non ci stiamo ad essere declassati in questo modo e a non vedere riconosciuta la nostra professionalità. Un lavoro delicato, impegnativo e fondamentale per tanti bambini e ragazzi con disabilità. Noi ci prendiamo cura dei bambini con disabilità da quando arrivano per tutta l'età evolutiva, con vari tipi di interventi che possono essere tipo di fisioterapia, terapia occupazionale, psicologia, vari tipi di servizi. A manifestare con gli operatori anche i familiari dei giovani che vengono seguiti spesso per molti anni. Limitare economicamente vuol dire svilire un lavoro, sovraccaricare di orario ovviamente implica un abbassamento della possibilità di dare il massimo che si può dare. Io credo che molte regioni in Italia ci invidino per questa struttura qua, perché negli altri posti vengono seguiti ai distretti, i fisioterapisti vengono cambiati continuamente, i bambini non hanno una continuità per quanto riguarda le terapiste. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Contagi in crescita in provincia di Belluno e posti letto nelle subintensive prossimi alla saturazione. Nonostante gli appelli alla prudenza e al rispetto delle regole, c'è però chi si ostina a ritenere che le norme non possono limitare la libertà personale. Ieri è dovuta intervenire la volante all'elementare Gabelli di Belluno per placare le intemperanze di un genitore no mask che non voleva far indossare la mascherina al proprio figlio. Il direttore della scuola, che ha inutilmente richiamato l'adulto al rispetto delle regole, alla fine si è visto costretto a chiamare la polizia e il genitore a tornare a casa assieme al bambino. Il contagio intanto non risparmia nessuno. Da una settimana Ornella 90, maestra e primo cittadino di Lamona, è in quarantena nella sua abitazione dopo la notizia della positività al Covid e la comparsa dei primi sintomi. Sentiamo il suo racconto. Io una settimana fa circa ho reputato giusto informare la mia popolazione, anche perché io oltre a essere sindaco sono anche insegnante nella scuola del paese, quindi mi sentivo veramente molto responsabile per la situazione che si sarebbe venuta a creare con la mia positività. Una settimana fa la scoperta di un caso di positività al Covid all'interno del municipio di Lamona ha fatto scattare tutte le procedure necessarie, contact tracing da una parte, igienizzazione dei locali dall'altra. Per la prima cittadina il responso positivo è coinciso con la sospensione dell'attività amministrativa e di quella professionale di maestra elementare. A livello di scuola che a livello di municipio sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo e al momento insomma sembra che tutto sia sotto controllo. Per quanto riguarda la scuola, i bambini della mia classe sono stati inviati quasi tutti a fare il primo tampone veloce, soprattutto i bambini che avevano dei genitori che lavorano all'interno delle strutture come la casa di riposo, l'ospedale, il centro di riabilitazione e l'ospedale di Feltre. La situazione del contagio a Lamona è in evoluzione, i casi stanno aumentando, ma fortunatamente sono
sono quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi. Il territorio è molto vasto, tuttavia grazie alla sinergia con l'ULSS e la Protezione Civile è stata attivata una rete di sostegno per chi ha necessità. La comunità stessa è servizio per la collettività, dice con orgoglio la sindaca, che informa pure sulla situazione della RSA e del rinomato centro di riabilitazione che fino ad ora sono Covid-free. Quello che io spero e mi raccomando è cercare di fare molta attenzione a tutte le norme e le regole che vengono date, soprattutto per quanto riguarda la vita al di fuori degli ambienti di lavoro, perché negli ambienti di lavoro sono applicati tutti quanti i vari protocolli a seconda del luogo di lavoro, e quindi la rigidità e il controllo è molto stretto. Quello che rischiamo un pochettino forse di perdere il controllo è nella nostra vita extra lavorativa. Ecosistema urbano 2020, Belluno sesta a livello nazionale e migliore in assoluto in Veneto. C'è da lavorare, dice l'assessore all'ambiente di Palazzo Rosso, Alberto Simiele. La pandemia, sicuramente accanto a tanti aspetti negativi, ci ha forse dato degli stimoli per cambiare il nostro sistema, il nostro modello di vita. L'assessore all'ambiente commenta l'ottima performance conquistata dal capoluogo nella classifica di ecosistema urbano di Legambiente, sesto posto assoluto a livello nazionale, miglior piazzamento in Veneto, seguendo nell'ordine Trento, Mantova, Pordenone, Bolzano e Reggio Emilia. Buone pratiche, miglioramento dell'uso del suolo e della dispersione idrica degli acquedotti, passi in avanti nell'area della mobilità, e qui l'emergenza Covid ha certamente impresso un'accelerazione nei processi che ci vedono meno legati all'auto. Quando un dato della raccolta differenziata supera l'80% e ci porta ai primi posti in Italia, significa che oltre alla Bellunum e alla disponibilità, alla razionalizzazione della raccolta, c'è anche un comportamento virtuoso. Non siamo al top per le piste ciclabili, ma ci sono margini di miglioramento per i progetti avviati nel 2020 legati alla realizzazione della bicipolitana. L'assessore è fiducioso sull'utilizzo delle risorse europee. Se spese al meglio, afferma Simiele, potranno avere riflessi positivi in tutti i territori e anche nella nostra città. Non solo i dati dell'impatto ambientale, non solo la produzione di polveri sottili o anidride carbonica migliora la nostra vita, ma anche tempi, modi di lavoro, di spostamento, condivisione degli spazi pubblici, socializzazione. Ecco, tutti questi elementi contribuiscono al benessere e alla miglior qualità di vita della nostra città. Uno sguardo alla nostra programmazione, vi ricordo che domani sera a partire dalle 21:15 su Antenna 3 andrà in onda Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata dello scorso 13 giugno, quando la festa di Sant'Antonio è entrata nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. E poi questa sera a partire dalle 21:15 torna Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, Diego Bonavina, assessore alla sicurezza del comune di Padova, e poi Fabio Bui, presidente della provincia di Padova, Dania Sartorato, presidente della FIPE di Treviso, Marco Bonet, giornalista del Corriere del Veneto, Gian Antonio Darè, europarlamentare della Lega, e Maddalena Valli, avvocato. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Come sempre al termine diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Il meteo, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al meteo. Sarà ancora l'anticiclone a comandare l'andamento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 11 novembre. Sul Veneto la cosiddetta estate di San Martino verrà rispettata alla lettera. Avremo infatti una giornata decisamente soleggiata, solo con locali nebbie al mattino ma in rapido dissolvimento. Come vuole la tradizione, le temperature autunnali si faranno da parte, il clima infatti sarà mite con valori minimi tra 3 e 7 gradi, massime invece tra i 13 e i 15 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo una bella giornata di sole con cielo sereno o al massimo velato, non sono attese piogge degne di nota. Temperature minime fino a 8 gradi, massime sui 14-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile. Bel tempo, salvo per locali addensamenti, specie sui settori settentrionali della regione, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime sui 3-4 gradi, massime fino ai 15 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.